ringrazio quelli che hanno fatto la campagna elettorale. Quarto, è una città che ha dei problemi storici, è una città che ha un apparato burocratico, una struttura amministrativa, quindi dei trasferimenti storici propri di una città di un terzo di dimensioni di quanto non sia invece, cioè di 20-25 mila abitanti, come era negli anni 60. È una città con un'estensione territoriale molto significativa, quindi anche difficile da seguire. È una città che non ha avuto la fortuna di avere un peso importante nelle vicende politiche regionali. Tutto questo significa che è una città che, anche per come è cresciuta, molto male, senza controllo, senza pianificazione, ha grandissimi problemi in termini di infrastrutture di base, di servizi e anche di vocazione, nel senso che noi non siamo neppure una città che ha le industrie, magari adesso non vanno bene, però ci sono quelle che hanno le industrie, ci sono quelle che hanno l'aeroporto, nell'area cagliaritana, che hanno l'aeroporto, che hanno gli ospedali, che hanno servizi di scala metropolitana o regionale. Noi non abbiamo naturalmente nessuna di queste vocazioni. C'era dell'acqua lì, però poi dopo. Non abbiamo nessuna di queste fortune, quindi abbiamo tanto da fare per... Grazie. Abbiamo tanto da fare, abbiamo bisogno di tante risorse. Alla fine dei conti il numeretto è questo, oltre 170 milioni di euro di investimenti, ma è più importante, credo, provare a capire come si è provato a intervenire perché una relazione virtuosa tra una regione attenta a fare degli interventi che consentono di superare questo divario. Noi è un comune che finalmente riscopre una capacità progettuale, una capacità amministrativa. Presentare progetti che abbiano finanziamenti della regione non significa andare a bussare e chiedere un favore e te li danno, significa competere con livelli di progettazione adeguati, cioè i progetti devono essere funzionali a un modello di sviluppo del territorio, devono essere ben fatti, devono essere... le ricadute, i tempi con cui si fanno devono essere chiare. È complicato farli, in sostanza. È così complicato che non ne avevamo nessuno, cioè le amministrazioni precedenti ci hanno lasciato in eredità nulla, debiti e nessuna progettazione, nessuna risorsa da spendere. Si è individuata una missione, una visione della città nell'area metropolitana in questi anni. La politica amministrativa in questo è stata importante. Noi le scorse elezioni regionali le abbiamo fatte anche dicendo cosa non andava di chi governava la città, cioè la destra nel 2004. E le elezioni nel 2005 a Quartu le abbiamo vinte perché avevamo invece in mente un modello di città fondata su una migliore qualità della vita, fondata su una, come dire, riprendere il contatto col fatto che noi siamo, proprio la consapevolezza, col fatto che noi siamo dentro un parco urbano di grandissimo livello, che noi abbiamo una spiaggia che è stata distrutta ma faremo rinascere, che noi potremo circolare in bicicletta, che noi potremo avere un sistema di trasporti che ci fa essere a 10 minuti da tutti i servizi che servono a una persona nel mondo d'oggi. Siamo una città che ha spazio, che potrebbe avere verde. Abbiamo pensato a tutte queste cose che quindi potrebbe far crescere anche attività economiche legate a queste risorse. Ecco, gli interventi che abbiamo provato a finanziare, nel senso che non abbiamo provato, che la Regione ha finanziato in questi anni, io credo che i principali siano questi. Dal prossimo anno, quest'anno finirà la progettazione della metropolitana leggera, che ha avuto, prima non c'era, Quartu tra i comuni inclusi in un percorso, diciamo, che tocca i comuni dell'area est di Cagliari, oltre a un anello che interessa il Poetto. Avremo quindi una metropolitana leggera che ci collega con tutto ciò che serve, l'aeroporto, gli ospedali, l'università, il centro della città di Cagliari, il porto. A dicembre è stato finanziato, si tratta di oltre 13 milioni di euro, la nuova tangenziale, ovvero da Viale Marconi sarà possibile arrivare direttamente sulla 554 prima di entrare in città e sarà possibile appunto collegarsi invece al Poetto e alla possibilità di stare nei grandi assi di comunicazione sia da nord che da sud della città. Questa è la nuova tangenziale, la progettazione, ora parte la fase esecutiva della progettazione, ma la Giunta regionale ha deliberato appunto questo finanziamento in una delle ultime sedute. Ci sono i lavori
degli svincoli sulla 554, che diventerà una strada che si può fare anziché per passare il tempo a ascoltare la radio in macchina o chiacchierare, per andare veloci. È stato finanziato, e i lavori stanno partono questa primavera, il parco di Isarenas, nel senso che noi l'abbiamo chiamato le porte del parco, è la via d'ingresso al parco del Morentargius, e consentirà di vivere la nostra città e di collegare la nostra città alla base di partenza di attività che potranno essere di utilizzo di questa risorsa naturalistica, sia per noi che per attività di impatto economico, che io penso siano un modo per aprire quella risorsa che molto spesso neppure noi conosciamo bene. Io ci andavo da bambino, quando ero alle scuole medie, ci portavano nel parco di Molentargius, poi dopo ci si va molto poco, è un po' complicato frequentare questo bene invece di inestimabile valore. Abbiamo finanziato anche qua a dicembre la Casa della Salute. Noi avremo la Casa della Salute di massima ampiezza, di massima importanza, ovvero la Casa della Salute più evoluta prima che sia un vero e proprio ospedale, cioè nel modello di ospedali policentrici di scala regionale che ci saranno attorno a Cagliari è necessario avere nelle città di valenza metropolitana, come Quartu, dei luoghi che saranno grandi poliambulatori dove si potrà incontrare appunto i medici, si potranno incontrare gli operatori sociali, ma ci sarà anche un punto di primo soccorso, per cui il primo rapporto con l'ospedale, con la sanità, con i bisogni di salute del cittadino sarà quello, e quando è necessario, e solo quando è necessario, andare in strutture dove è possibile, sia per le urgenze, sia per le terapie, dove è necessario fruire appunto di livelli di assistenza più elevati, si andrà nei grandi ospedali. Una cosa appena finanziata, così come poi i dettagli sono appunto in queste schede. Finanziamenti per gli asili nido di Via Boito, significa molti più posti negli asili nido per i bambini, ad esempio, significa interventi per le politiche sociali, significa, e questo è il dato diciamo su Quartu, degli interventi sui non autosufficienti, a favore dei non autosufficienti di cui parlavo prima. Abbiamo presentato un progetto, le zone franche urbane sono state istituite dallo scorso governo Prodi, e questo governo sta continuando in questa iniziativa. Si tratta di aree nelle città nelle quali per 5 anni le attività di impresa non pagano tasse e successivamente, gradualmente, ne pagano sempre poche, ne pagano meno di quanto ne paghino fuori. Questa cosa significa che 1/3 della nostra città, in Sardegna, sono 3 le aree urbane che hanno avuto accesso a questo beneficio che entrerà in vigore nei prossimi anni, ma che è un dato acquisito. L'area di Sant'Elia a Cagliari, Quartu e Iglesias. I progetti erano, come dire, collegati a dei numeri, a dei dati oggettivi di disagio economico e sociale, e però bisognava anche presentare progetti che fossero coerenti, che individuassero delle aree dove si potevano sviluppare delle attività di impresa. In sostanza, in 1/3 della nostra città, il perimetro è già fatto in base a questi dati socio-economici, sarà possibile avere attività professionali, di impresa, molto spesso si trasferiscono, sono esempi già fatti in Europa, in Francia in particolare è stato inventato questo modello, si trasferiscono attività innovative, studi professionali, piccole imprese, artigiani, e in 1/3 della città noi potremo attrarre impresa, attrarre sviluppo, attrarre lavoro, perché sono stati bravi gli amministratori comunali a presentare un buon progetto, perché c'è stata una regia della regione che ha istruito questi progetti, e Quartu è uno dei luoghi dove sarà possibile fare impresa a queste condizioni assolutamente favorevoli.